Mercoledì 23 novembre 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. In primo piano una notizia che ci porta a Cortina, l'inverno della ripresa. Titolo a piena pagina: gli alberghi già esauriti per il Ponte dell'Immacolata, operatori turistici ottimisti, tornano anche gli stranieri. L'assessore Alverassi parte con il Fashion Weekend, ma puntiamo molto anche sugli eventi internazionali. L'approfondimento di Dibona a pagina 3. E a proposito di turismo invernale, il consorzio Dolomiti Superski siamo pronti alle preaperture. Sui comprensori del Dolomiti Superski è iniziato il conto alla rovescia, ufficializzate le date di accensione degli impianti. Tutte le 15 vallate del consorzio apriranno il 3 dicembre, con delle preaperture sabato 26 novembre, come nel caso di Cortina. Il maltempo, cade un albero, interrotta l'Alemagna, pioggia e neve, ma tutto alle spalle. Al Pago e Cansiglio le aree maggiormente coinvolte, poi modesti accumuli nevosi. Anche il Nevegale è stato interessato da una spruzzata e il maltempo non ha prodotto molti danni, soltanto una pianta caduta ha interrotto per mezz'ora l'Alemagna. Stava per rubare di notte al Super V, inseguito e arrestato. La Valle, bloccato un ventenne di Taibon, 2 passanti lo consegnano ai carabinieri. Un ventenne di Taibon è stato arrestato per tentato furto nel comune di La Valle Agordina. È stato bloccato da 2 persone e consegnato ai carabinieri dopo che aveva cercato di scassinare il cambia monete dell'autolavaggio dell'area di servizio della strada regionale 203 e mentre stava per introdursi nel supermercato V-Store. Ieri era in tribunale a Belluno per direttissima, per lui obbligo di firma 2 volte al giorno dai carabinieri di Agordo. Il processo si celebrerà il 12 dicembre. Belluno, via Sottocastello Buia, la denuncia è pericolosa. Via Sottocastello al buio è pericoloso sia perché si rischia di cadere sia per la sicurezza. Cosa intende fare l'amministrazione? La denuncia di un invalido, l'approfondimento a pagina 5. E la foto di copertina ci porta a Feltre, al Boscherai a Mogliano l'addio al 19enne, il saluto a Totò, ora passa la palla. Cornamusa e gli amici del rugby per Totò al campo del Boscherai, l'approfondimento di Scarton a pagina 6. Gelaterie, Belluno ha sorpassato anche Venezia, con 38 botteghe ogni 100.000 abitanti. La provincia di Belluno è consacrata a patria del gelato artigianale in Veneto, lo dicono i numeri che raccontano non solo di gusto e tradizione ma anche di economia, che per l'Italia vuol dire più di 70.000 posti di lavoro e un volume di affari di circa 2 miliardi all'anno. E questo è il mondo che si darà appuntamento dal 27 al 30 novembre a Longarone in occasione della 62esima edizione della MIG, la mostra internazionale del gelato. Ancora dal capoluogo, presto la pista di pattinaggio in piazza, ma niente musica durante le messe. Palazzo Rosso ha approvato la convenzione sottoscritta con la ditta che installerà la pista di pattinaggio, che aprirà con le festività natalizie in Piazza Duomo, ma le regole sono chiare: la filodiffusione della musica in concomitanza con le messe e comunque si impone un volume moderato nei restanti orari di apertura. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 4. Ancora dalla prima pagina, provincia, fermeremo la strage di Ungulati, provincia lavoro per risolvere la mattanza di animali sulle strade. Feltre rapina il prete che lo aiuta a 4 anni. Il 3 maggio di quest'anno ha rapinato il prete della chiesa di San Daniele Martire nel centralissimo corso Umberto I a Padova. Lui è il 34enne feltrino Peter Fauro, noto a Feltre, dove è passato alle cronache diverse volte per le sue avventure nella zona della stazione. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre: testamento del vecchio, malumori tra gli eredi. Questa è la notizia messa in primo piano. I figli più giovani mettono sotto la lente il maxi lascito in azioni Dolphin al presidente Milleri. La disposizione sottoscritta dal Cavaliere adesso potrebbe essere impugnata. L'approfondimento a pagina 15. Foto di copertina come quella che abbiamo trovato nell'edizione del Gazzettino di Belluno, che ci porta a Feltre. Il suono della cornamusa per l'ultimo saluto a Totò. Il pilone è portato dai compagni del rugby Feltre. Un saluto struggente sulle note della cornamusa. Il rugby Feltre e la comunità cittadina hanno accompagnato Totò Stefani
Verso l'ultimo viaggio in direzione Mogliano Veneto con il calore e la partecipazione che il pilone meritava, Totò vi voleva bene e noi con lui. Grazie, le poche parole che il padre è riuscito a pronunciare, vinto dall'emozione. L'approfondimento di Curto a pagina 24. Economia e ambiente, comunità energetiche rinnovabili, il BIM ci crede. Belluno, biblioteca pronta ma servono 300.000 euro per gli arredi. A Gordino in manette mentre cerca di scassinare i supermarket e ancora ungulati in strada arriva la mappa dei tratti a rischio, parliamo principalmente della zona della Valboite e del Cadore. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi, breve panoramica come sempre riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Pagina 2, Melonomics. La Premier presenta la manovra economica coraggiosa e figlia di scelte politiche. Aiutiamo il ceto medio, non i ricchi. Con noi non arriveranno le piaghe d'Egitto. Questa è la sua dichiarazione. I punti fondamentali che troviamo in questo approfondimento: interventi decisi dal governo per 35 miliardi di euro, DDL bilancio, misure in vigore nel 2023, contro il caro energia 21 miliardi, bollette, eliminazione degli oneri impropri, credito d'imposta per bar, ristoranti e negozi sale dal 30 al 35, per le imprese energivore e gasivore dal 40 al 45, carburanti, rimodulazione delle accise agevolate. Sanità stanziati 2 miliardi, enti locali 1,1 miliardi anche per il trasporto pubblico. Pensioni, quota 103, 62 anni di età e 41 di contributi per chi resta al lavoro, decontribuzione del 10%. Opzione donna, proroga con modifiche in pensione a 60 anni, 59 con un figlio, 58 con 2 figli. Ape sociale per i lavori usuranti, confermata. Reddito di cittadinanza dai 18 ai 59 anni, abili al lavoro se non hanno nel nucleo disabili, minori o persone a carico over 60, hanno diritto al reddito di cittadinanza al massimo per 7-8 mesi. Pacchetto famiglia, bonus sociale su bollette di famiglie fragili, soglia ISEE sale da 12 a 15.000 euro, riduzione dell'IVA dal 10 al 5% per i prodotti per l'infanzia e per l'igiene intima femminile, carta risparmio spesa per beni di prima necessità 500 milioni, sarà gestita dai comuni per redditi fino a 15.000 euro. Assegno unico, fondo da 610 milioni, più 50% per un figlio il primo anno, ulteriore più 50% per chi ha 3 o più figli. Disabili, assegno confermato, premi di produttività ai dipendenti, aliquota ridotta al 5% fino a 3.000 euro. Assunzioni a tempo indeterminato, soglia contributi fino a 6.000 euro per chi ha già un contratto a tempo determinato, donne under 36 o percettori di reddito di cittadinanza. Prima casa, proroga delle agevolazioni su acquisto per i giovani sotto i 36 anni. Congedo parentale, un mese facoltativo in più all'80% dello stipendio fino a 6 anni. Fisco, cuneo fiscale resta almeno 2% fino a 35.000 euro, si aggiunge un meno 1% fino a 20.000 euro, costo 4 miliardi. Flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite IVA, flat tax incrementale per autonomi al 15% fino a 40.000 con franchigia al 5%, tregua fiscale e cancellazione cartelle fino al 2015 fino al valore di 1.000 euro, rateizzazione con solo il 5% per le altre. E ancora tetto al contante, invece di scendere a 1.000 sale da 2 a 5.000. Infine per le imprese, piccole e medie imprese, fondo garanzia rifinanziato per 1 miliardo, bonus IPO, imposta per favorire la quotazione in borsa prorogato, plastiche e sugar tax sospesa l'entrata in vigore. Infine Ponte sullo Stretto, SPA, riattivazione della società Stretto di Messina, ora in liquidazione. La rabbia di Berlusconi, ora sarà battaglia in aula, nessuno ha visto il testo, tensione nella maggioranza su pensioni e superbonus, si complica l'iter, l'incubo dell'esercizio provvisorio. Il reddito, limiti, più controlli e taglio all'assegno, il sussidio cambia ma nel 2024 sparirà, l'approfondimento vi aspetta a pagina 4. Per quanto riguarda le pensioni, le minime aumentano di 45 euro, bonus del 10% a chi resta al lavoro. E continuiamo con le famiglie, congedo rafforzato per mamme e papà, un mese in più all'80% dello stipendio, assegno unico aumentato del 50% ai nuclei numerosi, anche il bonus edilizi premieranno chi ha più figli. Il fisco, tregua con l'erario sulle cartelle arretrate, multe ridotte, rate fino a 5 anni, ma continuiamo con il mondo politico che saluta Roberto Maroni, l'uomo che salvò la Lega, mondo politico in lutto, venerdì a Varese i funerali dell'ex ministro dell'Interno e governatore della Lombardia.
Andiamo avanti con il giallo risolto a nord-est, le tecniche più moderne per analizzare le prove e identificare una bomber, la possibilità di trovare tracce invisibili 15 anni fa e di accedere alla banca dati del DNA ha convinto il GIP ad accogliere la richiesta della Procura di Trieste e a riaprire l'indagine, approfondimento che avevamo trovato anche nell'edizione di ieri del Corriere delle Alpi. Le vittime di una bomber è un primo obiettivo, sono felice ma non voglio crearmi delle illusioni e ora che il colpevole abbia finalmente un nome non può scamparla così. Queste le dichiarazioni di Greta Momesso e Francesca Girardi. La prima fu ferita alla mano in chiesa da una candela esplosiva, la seconda perse un occhio per lo scoppio di un pennarello. Andiamo avanti con Venezia, il Mose ha superato la prima vera grande prova, alta marea e forte vento di Bora, ieri sarebbe stata la terza acqua granda di sempre, invece la città è rimasta asciutta e vediamo in questo scatto a destra piazza San Marco ieri mattina bagnata solo dalla pioggia, nella foto a sinistra la piazza allagata il 12 novembre del 2019, risultati quindi positivi per quanto riguarda l'azione del Mose. E adesso la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi che interessa anche il territorio bellunese, l'eredità di Del Vecchio, i figli più giovani mettono sotto la lente il maxi lascito a Milleri. Il manager, presidente della Delfin e CEO del colosso EssilorLuxottica, si è visto assegnare azioni per un valore di 390 milioni di euro. C'è aria di maretta in merito alla successione di Leonardo Del Vecchio. Secondo voci di stampa, il testamento lasciato dal fondatore di Luxottica ha sollevato malumori tra i figli più giovani, Clemente e Luca, avuti con Sabina Grossi, i quali avrebbero preso di mira gli equilibri definiti relativamente Delfin, la cassaforte lussemburghese a capo dell'impero che controlla EssilorLuxottica e Convivio, oltre alle quote in Mediobanche generali. Addirittura si è vociferato di una possibile impugnazione del documento, anche se al momento non è dato sapere quante siano le probabilità di riuscita di una simile azione. E adesso i fatti prettamente bellunesi, pagina 16, comunità energetiche, 3 progetti pilota del BIM sulle fonti rinnovabili. Pubblica, mista o nelle zone industriali, la decisione entro 3 settimane, il consorzio punta a implementare in Valbelluna, a Gordino e Cadore. In prima linea troviamo anche i comuni con iniziative di Ponte e San Gregorio nelle Alpi. Media tensione, impianti nuovi, mappatura dei vincoli tecnici, attesa per il decreto attuativo che dovrà stabilire anche gli incentivi. Il direttore Savaris, fotovoltaico e idroelettrico, le risorse da sfruttare. La scommessa di Ponte, ulteriore approfondimento in merito a economia e ambiente, le comunità solari possono sfruttare tutto ciò che producono. Continuiamo con pagina 19, terribile alla guida di Sportivamente. Lunedì il sindaco Oscar De Pellegrini ha firmato il terzo decreto di nomina nelle partecipate dopo quelle di Bellunum e Sersa. Gelato Made in Italy, il focus della MIG su un business da 2 miliardi di euro all'anno, torna al grande pubblico solo domenica, alla 62esima edizione, il presidente della provincia padrina, un settore trainante per il nostro territorio. Altre notizie brevi, Cassa Edile premia 25 fedelissimi del settore edilizia, consegna il 3 dicembre, Confartigianato, Assemblea Nazionale, Scarzanella, gli artigiani guidano la ripartenza della nostra montagna. Alcol test eclatante, 6 volte il limite ed era senza patente. Maxi multa per il conducente di un furgone in via Mameli, siamo nel comune di Belluno, fermato di notte dalla stradale, aveva bevuto tantissimo. Notizia di spalle, calo affari del 40%, contributi per bar, ristoranti e piscine, arrivano i sostegni economici per il 2021, domande da presentare entro il 3 di dicembre. Cultura che ci porta sempre nel capoluogo, caccia 300.000 euro per l'allestimento della nuova biblioteca a Damiano, l'assessore alla cultura entro il 2023, il ritorno a Palazzo Crepadona, intanto ecco i nuovi orari pensati per agevolare gli studenti. Notizia di spalle, chiudono i battenti bar e mini market dell'albergo Nevegal, Lauro a Ferraresso, nessuno ci ha aiutato. E domani invece a Castion apre il supermercato Canguro, ciclamini ai clienti. Continuiamo adesso con le notizie che ci portano a pagina 23. I lupi sbranano i daini del parco lanciato a 2 passi dalla statale. L'attacco notturno tra domenica e lunedì. Uccisi 6 animali. Ora Zermen ha paura. Sono in mezzo alle case. Rapinò e ferì il parroco, patteggia 4 anni e 8 mesi. La sentenza ieri a Padova e ancora scuole aperte. Istituto Superiore a Feltre. Primo evento sabato.
Continuiamo con pagina 24, il suono della cornamusa per l'ultimo abbraccio a Totò. Al Boscherai tantissima gente ha voluto rendere omaggio al 19enne rugbista morto a Quero. Occhi lucidi e messaggi durante la cerimonia. Compagni di squadra hanno portato il feretro, come si può vedere da questi scatti. I giocatori del rugby Feltre portano a spalla il feretro di Totò. Accanto alla folla al Boscherai, qui sopra la celebrazione a Mogliano, dove appunto sono stati celebrati i funerali di Totò. La morte di Mary, altra notizia di spalla, che ha colpito una giovane feltrina, tanti attestati di vicinanza alla famiglia Masocco. Vediamo in questo scatto Maria Cristina Masocco, appunto, che ha perso la vita in una montagna del Feltrino domenica scorsa. E un altro addio ci fa rimanere nella città di Feltre. La città ha salutato Scottini, ha vissuto con il desiderio di dare forma alle cose, una vita creativa da cittadino del mondo, quella di Elvio Scottini, salutato ieri dai tanti amici commossi che hanno partecipato ai funerali, stringendosi attorno alla moglie Gabriella e ai figli Raffaele e Roberto. Rimaniamo a Feltre, serenissima conferma il Pavone apre a primavera, l'azienda investe sul ristorante, ma i conti con il problema del poco personale. Garbin, in queste condizioni complicato garantire il servizio anche in ospedale. Passiamo a Limana, via i gruppi da Col del Sole, è troppo costoso riscaldare, il comune trasferisce in altri locali le associazioni con sede nell'ex biblioteca, l'assessore Bozzolla, lo stabile è vecchio e disperde troppo calore, gestione insostenibile. Borgo Valbelluna, schianto sulla strada provinciale numero 1, donna all'ospedale ed ecco appunto e i 2 mezzi coinvolti in questo incidente, Sedico i 48 scolari e studenti più meritevoli premiati con l'attestato e un dono. E adesso siamo a Longarone, Montanaro dal grande cuore, tutta Igne a salutare Siro Bez, piena la chiesa della frazione di Longarone e gente anche all'esterno in una mattina di pioggia. Poteva sembrare burbero e con un carattere ruvido, invece era sempre generoso e cordiale. Grande partecipazione ai funerali del 48enne morto domenica, travolto da una pianta. Santa Croce del Lago, senza bottega, troppi aumenti, devo chiudere. Mara Chiappin da 13 anni gestiva l'alimentare nella frazione di Alpago, i residenti molto anziani ora dovranno percorrere vari chilometri. Longarone, famiglia ex emigranti, sabato in assemblea. E continuiamo con pagina 28. La Valle a Gordina, arrestato 19enne brasiliano dopo uno scasso al Super V. Il giovane è stato bloccato all'alba da 2 paesani, poi sono intervenuti i carabinieri. Sospettato per i furti dei giorni scorsi è sottoposto all'obbligo di firma in caserma. Rocca Pietore, Lazzaroni assistenzialisti, in un post sul profilo Facebook, condannata di nuovo la turista. E adesso passiamo a pagina 29, Valboite Cadore, animali sulle strade, i tratti più a rischio nelle segnalazioni degli automobilisti. Il consigliere provinciale De Bona, in provincia un incidente al giorno, al lavoro con ANAS sull'attraversamento dell'ex Pio X. Troverete anche una mappa che rappresenta le zone con la maggior presenza appunto di animali, principalmente caprioli e cervi, che ovviamente creano problemi e ovviamente nello stesso modo perdono la vita questi meravigliosi animali. Valle del Boite, la Croce Bianca lancia la campagna adesioni, tessere e assicurazione. Cortina, venerdì in cooperativa Vasetti di Miele Solidale, il Sor Optimist finanzia l'attività antiviolenza. E ancora dal Cadore, domande entro il 9 dicembre, la SCS offre un posto di coordinatore per i servizi di mensa. Passiamo a pagina 30, Milano Cortina 2026, la mission di Abodi, spiegare ai residenti il lascito dei giochi. Il ministro conferma gli ulteriori investimenti del governo, tutto ciò che facciamo è prima di tutto per i territori. Ancora da Pieve di Cadore, post sul portale web contro l'onorevole è assolto in appello, ma continuiamo con altre notizie. Cortina, l'assessore Stefano Ghezza, ex polveriera, Ria De Sacco, di questa cabinovia il comune non sa nulla. Sabato invece dalle 10 alle 20 Artigiamo Calalzo, coinvolte 13 attività, notizia che ci porta in questo caso nel comune di Calalzo di Cadore. Dalla rubrica Cultura e Società, le pietre che raccontano una città, il filo dell'arte tra Venezia e Trieste. La storia segna la caduta dell'una e l'ascesa dell'altra, le maestranze migrano con il bagaglio del sapere. L'approfondimento a firma di Paolo Possamai.
Giorno e notte, un'immersione nel mondo del Janis Joplin per il debutto di giovedì Giovani H21. Prende il via domani al Comunale la rassegna promossa dal TIP Teatro e rivolta ai ragazzi dai 14 ai 25 anni. Sport, calcio, Serie D, Dolomiti Bellunesi, il saluto del vice Pillin, un grande ambiente, la squadra farà bene. Il tecnico ieri era al campo, ho questioni personali e sarebbe impossibile fare avanti e indietro da Udine. La società valuta l'anticipo a sabato 3 della partita con il Clodiense. Coppa Veneto di promozione, oggi alle 14.30, Longa Alpina dalla Giulia, ma è già clima mercato. Bezza e Garcia in partenza, questo è il quesito che si pone il Corriere delle Alpi. Volley 3 stufano dall'Atletica in Puglia alla Darold, il livello è alto, presto ci sbloccheremo. Volley 3 parla il centrale che domenica ha debuttato contro il Savigliano, qui a Belluno c'è grande entusiasmo. Gli europei di curling, Italia battuta, ora si complica la strada per le semifinali con la Norvegia, il team guidato da Stefania Constantini superato all'extra end. Oggi alle 9 e alle 19 le sfide che decidono il girone contro Svezia e Svizzera. Vediamo un primo piano di Stefania Constantini. Ancora sport, volley, prima, seconda e terza divisione femminile, Limana KO nel posticipo in un turno avaro di gioie, volley giovani maschile, super fine settimana per le squadre della DRL. E adesso i mondiali di calcio, Rabiot e Giroud è spettacolo, gli italiani lanciano la Francia, l'esordio dei campioni in carica, l'Australia va in vantaggio, poi viene sommersa dal gol. 4-1 tra Francia e Australia, troverete anche il calendario con le prossime partite e attualmente la situazione. Sapete che la finale si terrà il 18 dicembre alle ore 16. Ma sempre in merito ai mondiali, Messi a terra, l'esordio dell'Argentina diventa un flop mondiale, Leo segna su rigore, l'Arabia Saudita ne fa 2 in 5 minuti, il colpo è durissimo ma la nostra gente si fidi di noi. 1-2 il risultato finale tra Argentina e Arabia Saudita. 0-0 tra Danimarca e Tunisia, 0-0 tra Messico e Polonia. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo sereno poco nuvoloso, sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera, precipitazioni assenti. Ed è davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.